grazie a voi dell'invito. Sempre un'occasione stimolante, perché parlare di questo libro, ma insomma della poesia di Carlo Invernizzi, significa per me tornare a fare i conti con le questioni che sono le questioni della grande poesia, no? E comincerei in modo molto fedele al pensiero di Carlo leggendo una frase, non una poesia, ma una sua riflessione. Una riflessione scritta da Carlo Invernizzi nel 1989, nel suo luogo, Monterone. Scrive: il mio fare politica è tentare parole sul margine dell'impossibile, dire nel prodursi di immagini, sensazioni inesprimibili. La mia poesia è perciò, dice Carlo Invernizzi, metafora di metafore, anche oscure, nella visionarietà della luce. Mi limiterei a queste due proposizioni, semplici, apparentemente, dove in realtà si dice l'essenziale. Perché Carlo Invernizzi scrive che fare poesia è tentare parole sul margine dell'impossibile? Chissà cosa vorrà mai dire. Cerchiamo di vedere di capire come questa frase apparentemente scrivina, astratta, così, dica ciò che forse la grande poesia ha sempre tentato. Ancora una volta, lo faccio già altre volte, ma non posso farne meno, mi viene da ricordare quella famosa espressione platonica secondo cui la poiesis, che è la parola su cui poi viene costruita la parola poesia, poiesis in greco, significa condurre all'essere il non essere. La c'entra con l'impossibile tutto questo. Platone è molto meno oscuro di Invernizzi, apparentemente. Perché cosa vuol dire portare all'essere il non essere? Proviamo a parlare come se al massimo di una scolalesca, i giovani, poi almeno nello spirito. Vediamo a spiegare. Allora noi abbiamo a che fare con le cose, anche lui che è un poeta che parla con le cose, con le cose che utilizziamo tutti i giorni, che hanno un significato evidente, immediato, se no non potremmo vivere se non riconoscessimo questo significato immediato. Questo è un tavolo, quella è una sedia, questo è una finestra, che ne so. Voci delle persone, degli esseri umani, pare, direbbe qualcuno, non sono certo. Sapete l'esempio di Cartesio, no? Che guarda alla finestra e vede dei mantelli e dei cappelli sulla strada, ma si dice, chi mi dice che sotto quei mantelli ci siano delle persone, dei soggetti? Non lo so. Vedo dei colori, delle forme che io interpreto come persone. Ma tutto ciò va da sé nella vita quotidiana. Io non è che sto qui a pensare, ma saranno delle sedie, saranno delle persone, noi andiamo veloci, diamo per buono tutto ciò. Ecco, tutto ciò che noi diamo per buono, il poeta non lo dà per buono. Il poeta non si limita a guardare alle cose, alla realtà, soffermandosi sulla superficie della realtà. La superficie della realtà non è una determinazione spaziale, non c'entra la superficie nello spazio. La superficie della realtà indica tutto ciò che noi diamo per buono. Questo sia un tavolo, questo siano delle persone, quella sia una finestra. Questa è la superficie della realtà.
quella che si consente di fare come facciamo in vita, di esistere, di parlare, di agire. Tutto ciò è quello che per noi tutti esiste, è. Questo tavolo è. Poi oggi, nel dibattito filosofico contemporaneo, si perde e vuole discutere del nuovo realismo, dell'antico realismo, se questo tavolo esiste veramente fuori di me, ma cos'è che esiste? È una mia interpretazione, vecchie questioni, ma alla fine ci interessa poco sapere ma qual è la vera realtà del tavolo. Fatto sta che comunque stiano le cose, questo tavolo, qualunque cosa esso sia, per noi tutti è qualcosa. Per uno sarà un oggetto straordinario perché gli ricorda chissà quali passati, gli ricorda l'infanzia, vissuta su due tavoli, che ne so. Qualcuno vede una divinità, va benissimo, ma non interessa, non deve interessare. Tutto ciò comunque esso sia, qualunque cosa sia, è per tutti noi. Sia per colui il quale adora il tavolo come se fosse una divinità, sia per colui il quale il tavolo è una sciocchezza che possiamo utilizzare ma di cui non ci interessa alcunché. Per tutti noi è. Ripeto, Platone diceva che il poeta, il poetes, porta all'essere il non essere. Qui già capiamo che ciò che per tutti noi è ciò che per il poeta è quanto di meno interessante di sia. Cari parenti, ci ha detto, ci ha scritto, che tenta di lambire l'impossibile. Allora, quello che è per noi è possibile, se è solo perché è possibile sia. Se fosse impossibile non sarebbe. Evidente, banale, semplice, no? Se è, vuol dire che poteva essere, se no non sarebbe stato. E perché il poeta invece avrebbe questo impulso irrefrenabile a dire ciò che non è? Forse il poeta ha un terzo occhio nascosto, vede qualcosa che a noi non è dato vedere, qualcosa che sta al di là del fenomeno che tutti noi conosciamo. Non è qualcosa che sta al di là, affatto. Se stesse al di là, starebbe al di là così come al di là di questa stanza c'è un corridoio, ci sono delle scale, ma che per nessuno di noi sono l'impossibile. Ci possiamo proporre, qualcuno di voi tra 5 minuti dirà che parlo di questo domani, non ne posso più, esco, vado a prendere un po' l'aria fresca. No, non è impossibile questo, ma si alza, si esce, di là c'è qualcos'altro che sta al di là di questa stanza. Allora il poeta non è colui il quale ha la chiave segreta per andare al di là dei fenomeni, che al di là dei fenomeni sono nient'altro che altri fenomeni, perché l'orizzonte in cui c'è al di qua, al di là, è l'orizzonte dei fenomeni. È in questo mondo dei fenomeni che noi passiamo da qua a là. Quindi leviamo via dalla scena questo equivoco. Il poeta non va al di là dei fenomeni, che non potrebbe che trovare e altri fenomeni. Detto questo, allora la domanda torna insistente, ossessiva. Di cosa parla il Bernizzi quando vuole lambire, trovare le parole per dire l'impossibile? Non di ciò che sta al di là, questo deve essere chiaro. Quindi anche Platone quando parla del non essere, che il poeta, il poietes porterebbe all'essere, non parla di qualcosa che sta al di là da nessuna parte, ma parla di qualcosa che anche il Bernizzi nella frase che ho letto sottolinea opportunamente, parla di una soglia. È come se il poeta, Carlo Bernizzi in questo caso, lui il quale sa cos'è
poesia, avvertisse le cose non come qualcosa che va superato, ma come una soglia. Non c'è una soglia da superare, le cose sono una soglia. Ma voi vedete soglie, che qua questi filosofi parlano in astratto, non si mettono che cazzo vogliono dire, scusate l'espressione raffinata che proprio non dà, però non si capisce, no? Soglia di cosa? Sì, è bella l'espressione della soglia, evocativa, ti piace, no? Ci immaginiamo chissà quali mondi fantastici. È una soglia ben precisa quella che il poeta avverte e vuole, non può fare a meno di dire. Carlo Ignazzi vuole dire questa soglia nella sua impossibilità. Qual è la soglia impossibile che il poeta non può fare a meno di testimoniare? La soglia è la soglia che, come dire, costituisce l'ossessione della grande filosofia, della grande poesia, della grande arte, da sempre. Quella soglia che è la soglia impossibile tra l'essere e il non essere. Voi dite, ma chi ce lo dice? Lei che è un filosofo, Carlo Ignazzi che è un poeta, qual è la soglia tra l'essere e il non essere? Vuol dire tutto, non vuol dire niente. No, vuol dire una cosa molto chiara e precisa. Vuol dire che mentre tra il tavolo e la sedia si può, come dire, istituire una differenza tale per cui io posso montare sul tavolo e poi sentare su quella sedia. Magari lui mi attesta che è il direttore della biblioteca e dice guarda, non si fa così professore. Si comporta educatamente, non si salta dal tavolo alla sedia, ma si cammina intorno. Tra tutte le cose c'è un rapporto totale per cui noi possiamo passare da qua, dicevamo prima, no? Questo, quello, di qua, di là. Possiamo tranquillamente passare, con un po' di impegno. Siamo andati sulla Luna, no? Sembrava impossibile una volta, ma è soglia attraversabile. Bastava avere un po' di mezzi tecnici che poi sono stati elaborati. L'uomo sulla Luna, arriveremo anche chissà dove. Sono soglie non impossibili, attraversabili. No, la soglia tra essere e non essere è l'unica soglia inattraversabile. E chi l'ha detto? Semplicissimo. Perché il non essere, tutti ne parliamo, no? Usiamo questa espressione, non essere, ma difficilmente, raramente ci rendiamo conto che il non essere, che noi pensiamo, anche se ci impegniamo al massimo, spremendo le meningi il più possibile, finiamo per pensarlo come un altro essere. Ma ci immaginiamo il nulla, come se lo immaginiamo? L'essere come una palla gialla, un sole, tanti modi l'hanno immaginato gli umani. E il non essere si viene da immaginare come un buio, una roba vaga, una roba brutta. Tutti vogliamo essere e non essere, perché non essere è brutto. In realtà poi parliamo un po' avanti, perché il non essere lo pensiamo come un altro essere. Perché è così, ma l'ha capito già Platone. Platone nel sofista si spiega che in realtà noi parliamo tanto del non essere, ma alla fine pensiamo e concepiamo sempre un altro essere. In greco il me on non essere, diceva Platone, può essere detto solo come un etero, un altro. Il non essere per noi è un altro luogo. Paradiso e inferno, essere non essere. I cieli e la terra, ammesso che i cieli siano di paradiso. Lo pensiamo sempre come un altro essere, si piaccia o non si piaccia. Per cui noi, attenzione, se ci rendiamo conto di questo, quando dico che ho letto Platone in pagine memorabili, il sofista di Platone,
ci rendiamo conto che se questo è vero, e mi pare che sia inconfutabile, che comunque ci si sforzi di non essere, lo facciamo come un iPhone, ne consegue un piccolo problemino. Qual è il problemino? Che l'essere senza il non essere non significa nulla. Un grande filosofo disse, non Platone, non più recente, si chiamava Hegel, che l'essere è già sempre passare nel nulla e il nulla è già da sempre passato nell'essere, non l'essere passa nel nulla e il nulla passa dall'essere. Non ha nessun senso. Perché l'essere è già da sempre passato nel nulla? Perché l'essere non si determina, non si identifica in rapporto al altro. E quello che dovrebbe essere il suo altro, non essere, è nient'altro che un altro essere. Quindi l'essere è nulla. L'essere non è, avrebbe voluto fare meglio, l'essere è e l'essere non è. Mi dispiace, l'essere non è, perché non si determina in rapporto al nulla. Qui c'è l'essere che si trasforma immediatamente, cioè è già essere, mentre lo nominiamo è già nulla. Il non essere, l'essere non è, dobbiamo dire. E allora la soglia impossibile è innanzitutto la soglia tra l'essere e il non essere. Perché è impossibile? Perché non riusciamo a disegnarla con il pensiero, con i concetti, con la matita, prima con le foglie. Quella soglia che noi disegniamo dicendo essere e non essere, in realtà divide due sfere dell'essere. Sempre. Ma questo essere che noi determiniamo nel rapporto di un altro essere non è, perché non si distingue da e essere, come tutte le cose, può essere rispetto solo se si distingue da questo tavolo è il tavolo solo perché lo distinguiamo dalla sedia, dalla finestra. La distinzione rispetto a qualche altro è necessaria all'identificarsi della cosa, ma l'essere non distingue. Questo è il punto. E allora torniamo a Platone. Il poietes porta alla luce, mostra il non essere, lo porta all'essere, mostra che l'essere non è. Questo noi umani, uomini pratici della vita quotidiana, non possiamo vederlo. Se lo vedessimo non faremmo più uso, non è vero. Se pensassimo che questo tavolo non è, sarebbe forse per questo, se vedessimo ciò che vede il poeta, come diceva un altro grande poeta, il cor si spaurirebbe se vedessimo cosa? Quel negativo che è anche l'infinito di Leopardi, che non è l'infinito una roba così aerea che sta di là delle montagne, l'infinito non è quello, è il non essere che possiamo vedere. Allora è chiaro che chi vede l'essere come soglia non può aver cura per nulla che non sia questa soglia impossibile, che non riesce a distinguere quello che dovrebbe distinguere, l'essere e il non essere. E allora ecco che questa soglia impossibile non si può definire. Non si può definire. L'unica definizione possibile è quella che ne riconosce l'indefinibilità, che è l'impossibilità, l'inconoscibilità. E allora ecco che questa soglia può essere solo cantata con la poesia. Solo lo sguardo del poeta dell'artista, può, come dire, cantare questa impossibilità che poi dice nient'altro che il fondamento infondabile di tutto, ogni cosa, al di là del significato che essa ha per noi uomini pratici, è questa soglia impossibile.
impossibile, cito Carlo Bernizzi, una delle sue bellissime poesie, prima che precipiti tra gli interstizi nell'infolto senza tempo imperdibbile. Io qui ci vedo il precipitare di questo impossibile davanti agli occhi degli uomini che vivono quotidianamente, che non possono trattenere l'impossibile, che non possono convivere, riconoscere questo niente, cito sempre Carlo Bernizzi, che non è niente, secondo il senso abitudinario, è niente, è una sciocchezza, una cosa da niente, no, vuol dire niente, una sciocchezza, no. Questo niente, questo essere che non è niente, non è niente nel senso comune del termine. Di fronte a questo niente, ecco che solo di fronte a questo niente il poeta, cito sempre Carlo Bernizzi, può accingersi a inseguire le oblique trasparenze che come ombre vacillano disperse parvenze. Oblique trasparenze, certo. Qui siamo di fronte alla necessità di uno sguardo obliquo, non cartesiano, rettilineo. Non c'è algo retto. C'è l'obliquità che deriva dal fatto che mentre fissiamo la cosa della sua positività, scivoliamo immediatamente, obliquamente, verso qualcosa che non si lascia afferrare. Da ciò l'obliquità. Ecco che qui, per poter frequentare questo vero niente e stare su questa soglia, non si può che, come dice Bernizzi, lacerare il luminoso schermo della realtà. Bisogna avere il coraggio di trasgredire l'intrasgredibile. E questa è la terra che avete poeta, come dice Carlo Bernizzi molto bene, la terra del senza perché, in un'altra poesia. Perché non ha perché questa terra? Questa terra è la terra del perché di tutti i perché, cioè il fondamento ricordato, che non può avere un perché, se no non sarebbe veramente ricordato se avesse un perché. Sarebbe uno dei tanti fenomeni rispetto ai quali ci chiediamo il perché. Perché questo tavolo? E allora possiamo sapere che il tavolo l'ha fatto Falegnani, l'ha fatto un'industria, l'ha fatto, che ne so io. Ma il fondamento non ha perché. E la terra che non ha perché è la terra del fondamento infondato, che il poeta vive e abita. Dove lui usa linguaggi tratti dal linguaggio, lui usa parole che trasfigura, tratte dal linguaggio scientifico e fa diventare poesia questo linguaggio, fortunatamente. In questo scenario cosa troviamo? Questa soglia. Non troviamo tavoli, sedie, finestra, che ci frega. Lui davanti alle montagne di Monterone, ai paesaggi di Monterone, vede il neve, la roccia, vede le divinità, vede qualcosa che non sta al di là della montagna, non è che se saliamo la montagna, vediamo il tempio, con la barca, no? Vede che quella montagna non è una montagna, questo è il punto. C'è altro da vedere. Ma vedere che non è una montagna significa vedere il fondamento infondato di tutto. Significa vedere quelli che lui chiama sono turbolenze di ogni luce infine. Una sorta di, cito sempre Carlo Bernizzi, muri di confine di per sé schiudenti interminabili. Certo, è un muro di confine, perché qui siamo di fronte al limite insuperabile, ma in quanto tale non è un limite, a questo punto. I limiti che noi conosciamo possiamo tutti proporci di superarli. Se l'uomo è finito, siamo limitati, che palle il discorso, no? Siamo esseri finiti, c'è un limite a tutto, bisogna stare attenti. Ma no. Questi sono tutti limiti superabili.
e possiamo trasgredire perché sono superati, per quanto l'etica, la morale, la religione ci dica non fare questo, non fare quello, lo facciamo, siamo continuamente tentati di farli, ma che appunto fare questo di superare. Questo è l'unico muro di confine interminabile, perché quando lo abitiamo e lo attraversiamo è il muro assolutamente non terminabile, è un fine che non ci limita così come ci limitano i muri del fenomenico, i limiti visibili. E allora io credo che solo in questa dimensione, chiudo, davvero possiamo accedere, cito ancora Carlo Bernini, a quelle visioni, immagini, pensiero, 3 parole, visioni, immagini, pensiero, è una parola sola. Anche questo uso di parole che non sono quelle che sono della classe quotidiana, perché visione, immagine, pensiero per noi sono 3 cose, per l'uomo della strada siamo tutti noi, sono visioni, immagini o pensiero, a quella scelta, puoi pensare, puoi immagini, hai una visione. Il poeta non può fare queste distinzioni, perché appunto frequenta il luogo ultimo che non è un limite, il limite che non è un limite. Solo qui davvero possiamo riconoscere le tracce di quello che lui chiama quel tutto niente, che ogni cosa è in verità, ogni cosa è in verità. E allora Carlo Bernini, con la sua straordinaria poesia, con il suo pensiero, poi sono delle definizioni filosofiche di altissimo livello, io ve ne resto 2 righe, ma tutte di questo livello, secondo me è in sorprendente sintonia, ma non mi sorprende affatto in verità, perché sono 2 grandi del Novecento, Carlo Bernini e Andrea Emo. E in grande sintonia con Andrea Emo, il quale disse nel 75: la poesia è la creazione dell'inconoscibile con le parole. La creazione dell'inconoscibile con le parole. Non è che l'inconoscibile sia catturato dalla poesia, come se fosse quello che c'è al di là. No, lo crea la poesia, lo produce, poi lo fa. È la creazione della parola che è inconoscibile. Appunto perché creazione dell'inconoscibile, diceva la poesia è suprema conoscenza. Allora qui e solo qui possiamo aprire uno spiraglio che ci consente di immaginare che l'antico dissidio, la palaia diaforata tra poesia e filosofia, che Platone lamentava, cioè lo scontro tra poesia e filosofia, possa risolversi. E qui, di fronte a questa esperienza, siamo di fronte alla più alta delle conoscenze, a quel limite ultimo a cui tende ogni conoscenza, nella misura in cui riconosci in ogni cosa quella soglia possibile che è la che è tutto. E allora ecco che qui la poesia tocca la meta di ogni conoscenza, ne fa esperienza, ce la offre, ma invitandoci come un avviso ai naviganti a stare molto, fare bene, a non tradurre questo tutto niente, questa visione immagine e pensiero in un qualcosa di definibile, di oggettivo, perché qui in verità possiamo finalmente fare i conti con quel principio che è niente, ma non il niente di cui non ce ne frega niente, ma il niente a cui rinviano tutte le nostre azioni, tutti i nostri gesti, tutti i nostri sogni. Grazie.
Io leggerò una poesia. Leggo una poesia che era esattamente del 1950, quindi da quanti anni? E che praticamente, in base a quello che ho detto, sintona la visione di Paolo, però non tanto già allora. È una visione che nasce, cioè la mia rappresentazione non descrittiva di quella che erano allora le fiere di paese. Sale il grido della cronaca, esausto dopo il gioco, l'urlo loco dell'avvinazzata che si contorce per la strada. Stride il popolo sotto il urlo implacabile. La vita è il colore della vita, dove l'uomo di sudore valido brucia gli oneri serrati da maniglie. La vita è un gioco di dadi. È sera e nel vasto allontanare di luci la pioggia batte forte sull'albero di Cuccagna. Questo è del 1950. Adesso, per parafrasare il discorso di Massimo Donà, leggo un'altra poesia che è invece del 2001. Oscuro, intenso, senza spazio, senza tempo, fremevo l'ardente vortico del niente. D'improvviso si infuocò il suo nulla, deflagrò nelle viscere del grumo, e fu vento luce, intramontabile, in vertigine d'asti, luce vita e morte vita, rialzo tempo mente dell'implodere del niente. È l'origine dell'universo visto scientificamente per quello. Ne leggerò un'altra poesia, questa più vitale, il merlo, è quello del 2001. Stupore del niente, lo schiocco secco del merlo che saltella in ambrano nel cielo bruma, e invano pieggiando qua e là sull'innevo sbeccuzza frenetico il nulla. Eppure, lucente giallo di stelle, il suo becco risplende ed illumina, come nei piovaschi di settembre, misterio inschiaribile, il fiore candido, sbocciato sul pilastro novello in strema di legna tarsuna. È un pilastro che moriva, e però a settembre ha messo un fiore bianco sul tronco a 2 spanne dal suolo. Io penso, per me è stato un grande stupore che sia combinato con il merlo, che vedevo sempre saltellare, c'era la neve per terra, sbeccuzzava niente, quindi molto realistica, non tanto fuori rispetto alla prima. Poi passerò a leggerne un'altra, non usiamo la parola, senso. Ecco, come vedo quel che vedo. Ecco la domanda impraticabile. Tra i rami, il ramo schiarma il cielo imperturbabile, e in te l'abisso dell'altro, tra interazioni impercettibili. No, leggo ancora un pensiero che ho trovato che è del 1900, nel 1986. Noi è l'universo, così dà anche il senso da dove nasce la mia poesia. L'uomo pensa, l'universo lo ignora. L'uomo emerge quindi dall'universo che diviene la sua conoscenza. Il suo pensiero è la coscienza di tale duplicità, la sua ignoranza dell'universo è la sua conoscenza. Nel divenire la ragione diviene forma, geometria quindi, la conoscenza diviene coscienza, di là c'è l'abisso dal quale emerge
in cui si immerge. Il cielo e la terra, che gli sono indifferenti, sono la luce della vista. Creando, l'uomo progetta lo spazio-tempo, cioè il suo divenire, limitando nella forma il fluire del buio luce. Sarebbe poi il discorso del ieri e del nulla. Il pensiero diviene luce progettata, la parola scritta, la superficie dipinta, lo spartito musicale sono progetto, cioè forma che l'uomo dà al buio luce. La luce della poesia, della superficie dipinta, degli spartiti musicali sono quindi l'oltre di se stessi, impronte di luce rinchiuse nella forma, residuo di ossessiva tensione che le ha ingerminate. Sono le catastrofi della vista che ingenerano la visione, che diventa forma in apertura di nuovo senso. L'apertura è pensiero, e il pensiero è luce, concretezza d'atomi, di ogni, che sono poi altri. L'opera è la luce spazio-tempo che si individua, l'idea che si divide in forma il mondo in cui si rivela l'infinito oltre l'imperturbabile che sfugge. Ogni quadro che sorge dall'imperturbabile, ogni poesia che ne prorompe e si rivela nella forma, ogni spartito musicale sono progetti di luce in distacco della vista. La vista è il nascosto imperdibile, il luogo delle catastrofi, della longevità che sfugge, dell'infinita energia indominabile. La creatività è liberarsi dall'ossessiva inquietudine dell'uomo che esplora la vista e trae progetti di senso. L'opera d'arte, la poesia e la musica sono incomprimibili interpretazioni del buio luce.